Allora, buongiorno, ben ritrovati. È giovedì 11 febbraio, ci vediamo dunque poi questa sera a Ringa alle 21 su Tele 4. Vediamo insieme quali sono i principali titoli, i temi sui giornali di oggi, vabbè, quali volete che siano, se non legati ancora al governo, alle dietrologie, alle intenzioni, alle non dichiarazioni di Draghi, che però lascia trapelare una cosa che è interessantissima e della quale parleremo tra poco. Il quesito di Rousseau, c'è ancora l'Ampi di Brescia, ma insomma non so neanche se meriti citarla in tutto questo, che ovviamente nega non le foibe in realtà, ma surrettiziamente quello che invece riguarda Basovizza, come se questo non implicasse che i drammi ci sono stati nel confine orientale. E tra Lampi e Mattarella, diciamo che forse scelgo Mattarella tra Lampi e i capi di Stato che come Borut Pahor qui sono stati la foiba di Basovizza. Forse, diciamo, come attendibilità è meglio scegliere qualcuno di un po' più documentato. Ma insomma, intanto c'è la von der Leyen che blocca le regioni sugli acquisti per sé, quindi Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia. E poi la bomba a carta esplosa vicino alla casa dell'europarlamentare Alessandra Moretti l'altra notte, si è saputo oggi, e quindi c'è una forte preoccupazione. È successo a Vicenza. Ciao Gabriele, buongiorno, ben trovato anche ad Antonella. Allora, ciao a tutti. Dunque, vediamo il quesito di Rousseau, perché c'è tutto il caso Movimento 5 Stelle che è molto interessante, mentre si crea una crepa anche nella Lega, che in parte avevamo un po' visto l'altra sera a Ring su Antena 3, ripreso oggi grazie a Silvia Madiotto anche sul Corriere del Veneto, che è questa leadership del centrodestra di Salvini e qualche punzecchiatura qua e là tra i due partiti, quindi Lega e Fratelli d'Italia. Molto belli, intensi discorsi di Federica Di Piazza. Antonella, sono d'accordo. È vero che Di Piazza, che è straordinario a braccio, quando legge questo a volte si perdono le parole, però è stato molto, molto chiaro e netto anche lui ieri. Dunque, che cosa dicono i giornali? Sul Gazzettino l'Unione Europea contro Zaia e il Veneto sui vaccini, quello che tra poco spiegheremo. Draghi invece su Repubblica, Draghi Grillo il patto verde, perché c'è il Ministero della Transizione Ecologica, quello che voleva proprio Beppe Grillo, che voleva il Movimento 5 Stelle, che ha fatto ritardare il voto su Rousseau. Adesso ci arriviamo. Il Corriere invece, Grillo spinge per il sì a Draghi, e questo è un po' lo scenario. Ciao Aldo, ben trovato anche a te. Allora, quello che è accaduto nelle ultime ore è ricostruito in particolar modo dal Corriere ma anche da Repubblica, è questa ulteriore nuova tensione all'interno del Movimento 5 Stelle tra l'elevato Beppe Grillo e Casaleggio, una tensione che va avanti da tempo, storia per la quale di fatto anche il movimento cercava un po' di allontanare l'esigenza di dover sfruttare la piattaforma di un manager di un'azienda privata per decisioni di democrazia, compresa una come quella di questo momento, e quindi Casaleggio aveva, ricostruiscono un po' i giornali, creato delle sorti di trappole anche nei quesiti negli ultimi tempi. È accaduto tempo fa sull'altro legame con il PD, e sarebbe accaduto nelle ultime ore con questi quesiti lasciati circolare come quello di ieri sera. Avevamo postato questo quesito che sembrava fosse tutto tranne che un riferimento a Draghi, quindi dicesse: siete contenti di fare un governo con un ministero della transizione ecologica? Sì, ma è circonvenzione di incapace, cioè non è quello il nodo. Benissimo che ci sia un governo, un ministero per il quale all'interno dell'ambiente esiste già il dipartimento, ma non importa, abbiamo la necessità nel nostro paese, per far capire che abbiamo intenti ecologici, green, attenzione e legame al mondo attuale, addirittura di inventarci un ministero come questo per far contento Grillo, quindi la base del 5 Stelle, e quindi poi votare sì a questo governo. Ma lasciamo perdere, perché l'attenzione all'ecologia dovrebbe essere a prescindere, e anche in qualsiasi altro ministero. Ovviamente la Boschi è già pronta con le banche con le rotelle, fantastica questa, dai banchi a rotelle alle banche con le rotelle. E sul nodo del Toto Ministri poi ci arriviamo. Quindi ci sarebbe questa sorta di battaglia sotterranea anche nella scrittura di questo quesito, che oggi è: sei d'accordo che il movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super ministero della transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal movimento
con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi, quindi il riferimento a Draghi c'è adesso nel quesito per il quale oggi il Movimento 5 Stelle vota sulla piattaforma Rousseau. Intanto tutti si affrettano, c'è la fronda di chi non ci sta, e adesso vi facciamo i nomi, li avevamo già accennato l'altro giorno e alla fin fine si confermano, quindi Alvise Maniero, ex sindaco di Mira, è contrario anche il deputato Raduzzi di Padova. Menis ha espresso già qui invece il braccio destro di Patuanelli, già candidato sindaco a Trieste, già espresso di fatto, mi sembra di capire, il suo no, ma ci torneremo. E in questa fronda appunto non entra il ministro D'Incà, che è per un no comment. Patuanelli invece dice, ribalta il ragionamento e dice, e pensando al futuro del paese, che utilità ci sarebbe se il Movimento 5 Stelle fosse all'opposizione in questo momento. La ricostruzione che danno i giornali è che Casaleggio volesse, valutando anche l'opzione dell'astensione, gettare acqua sul fuoco di questa fronda interna guidata da Di Battista, appunto per trovare una terza via al dibattito su Mario Draghi. Intanto vediamo quello che invece è successo con Berlusconi che incontra Salvini, quindi nella villa sull'Appia, quella che aveva prestato a Zeffirelli, si incontrano i due. Cosa dice Aldo? Complimenti per la non domanda, la non risposta, saranno costretti a rispondere che sono d'accordo. Altra giravolta. Aldo, rispetto a quello che sembrava ieri sera, appunto questo quesito è cambiato, c'è la parola Mario Draghi di fatto, dai, quindi alla fin fine è un po' più attinente. Il Ministero dell'Ambiente c'è già, che motivo è inventarsi un altro ministero per accontentare un comico che non è politico e mette le mani dappertutto? È esattamente questa la domanda, cioè Gaetana dice perché dovevamo fare questa cosa e perché ha prorogato, ha procrastinato il voto su Rousseau pietendo Beppe Grillo l'altro giorno, perché il giorno dopo avrebbe presentato questo successo, cioè il fatto che c'è il ministero che loro vogliono, quindi avete capito? Adesso possiamo votare su Rousseau e quindi votano oggi, non votavano ieri. Quindi il gioco era quello a rallentare un po' questa votazione perché c'era una trattativa con Draghi che avrebbe appunto accontentato, riferisce il numero 1 del WWF che poi racconta ai giornalisti, ma noi lo sappiamo da Draghi, abbiamo conferma, va bene, ci sarà un ministero che già esiste, ma sarà un'attenzione maggiore. L'incontro Salvini-Berlusconi, che cosa succede? Questa bella foto dei due nella villa, dicevamo che era di Zeffirelli fino a poco tempo fa, prestata a Zeffirelli, sulla via Appia, e la Meloni si indispettisce. Perché? Perché Salvini esce e poi dice noi ribadiamo, rinnoviamo no, la nostra intenzione, l'appoggio, la disponibilità come Lega e centrodestra, al che Meloni sente questa cosa e dice il centrodestra non siete mica voi, non siete mica solo voi, perché Salvini parla da leader del centrodestra quando in quel momento è il leader della Lega che con Forza Italia va ad appoggiare Mario Draghi, questo governo che invece Fratelli d'Italia non sostiene? E allora la ricostruzione, guardate che è così in politica, è così, la ricostruzione dei giornali dà come la risposta alla stilettata dell'altro giorno di Giorgia Meloni. Ricordate quando qui abbiamo detto che lei chiede a Mario Draghi se vuole fare la flat tax e ottenuta la risposta di Mario Draghi no, faccio un'altra cosa, tolgo magari qualche aliquota, manteniamo la proporzionalità e via dicendo, esce in conferenza stampa le consultazioni e dice Draghi non fa la flat tax e quindi dito nell'occhio a Salvini, e Salvini ieri restituisce questo dito nell'occhio. Intanto Mattarella vuole il governo lunedì, al massimo, entro comunque settimana prossima, ma lunedì, perché bisogna andare veloci. Bonaccini, impredicato di essere il nuovo segretario del Partito Democratico, che ha troppe correnti e pochi ministeri adesso da assegnare, invece dice io non ho correnti, in questo momento non si può parlare non distraiamoci nel parlare del congresso e di quello che sarà del Partito Democratico, e quindi alla fin fine riconduce a più miti consigli anche questo dibattito. Non è il tempo della conta interna, dice in questa intervista, mi pare, su Corriere della Sera. E oggi, e questa è la notizia vera della quale discutiamo da giorni, perché diciamo sempre che tutti questi politici si divertono a commentare,
ad accreditarsi posizioni, a prendere, a scrivere il programma di Mario Draghi, quando chi deciderà? Alla fin fine, ciao Stefania, grazie di cuore. La seguiamo sempre. Gabriele che dice Di Maio non ha detto una parola. No, c'è un video, Gabriele, invece, c'è un video di Maio delle ultime ore, mi pare. Ma insomma, cosa volete che dica? Che questo governo si deve fare, è abbastanza evidente, come lo dice Patuanelli, come lo dice Grillo. La vera unica dichiarazione mentre, diciamo, che serpeggia mentre tutta la politica è convinta di dettare l'agenda a Mario Draghi è questa, cioè il fatto che Mario Draghi interpreterà nettamente alla lettera l'articolo 92 della Costituzione, che dice che i ministri se li fanno lui e il capo dello Stato, e quindi non c'è lo Zingaretti, non c'è il Salvini, non c'è il Berlusconi, non c'è il Renzi, non c'è il Grillo, non c'è niente, se li fa lui, come dice la Costituzione e come lascia intendere in queste ore. Cosa avevamo detto? Che tutta la politica ci doveva portare a un processo di maturazione per cui sarebbe stato necessario Mario Draghi anche per loro che erano o con Conte o con voto, mai più Renzi o così o pomì, andiamo a votare, non c'è altra soluzione che andare a votare, io non ho paura di andare a votare, risultato, non si vota, c'è Mario Draghi e decide lui, esattamente come merita di essere trattata una classe politica che evidentemente non è in grado di garantire una maggioranza né una governabilità seria a questo paese. Bene, il Toto Ministri, c'è il derby quindi che si accende, perché allora a questo punto potrebbe rimanere, se diventa un governo tecnico-politico, cioè o solo tecnici che comunque fanno scelte politiche o comunque anche rappresentanti di area dei partiti, che fa forse il derby tra Giorgetti e la Bongiorno, perché non è detto ci siano due posti, il derby tra Patuanelli e Di Maio, io terrei per Patuanelli, ovviamente su questo non c'è dubbio, il derby fra Franceschini, anzi questa è una tripletta, Orlando e Guerini, che vengono definiti i più tecnici, i più bravi, i più capaci del Partito Democratico, quando invece rappresentano semplicemente delle differenti correnti. Uno è il viceministro, il vicesegretario del PD, quindi rappresenterebbe la segreteria, gli altri due delle correnti e solo alcune delle correnti, insomma è tutto così. Tajani per Forza Italia, Calenda, la Bonino addirittura. All'istruzione, Silvia, bella domanda, ancora non lo sappiamo, però non so Silvia se eri tu che lo chiedevi ieri, non credo proprio che l'Azzolina possa avere spazio. Andiamo velocissimi. Von der Leyen, Unione Europea, sono stata troppo ottimista, ma poi sono arrivati i ritardi per quanto riguarda i vaccini. Sì, grazie, perché oggettivamente avevano promesso e detto che arrivavano chissà quanti vaccini, ne arriveranno nel secondo trimestre, ne arriveranno nel terzo trimestre, ma ormai saremmo capaci un po' tutti. È vero che con quei ritardi, insomma, di fatto non sono arrivati, non stanno arrivando. C'è una task force per arrivare a studiare la produzione di questi vaccini in Europa e ampliarla. Intanto cosa ci dice? Blocca Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna che non possono comprare i vaccini da soli, come stanno cercando di fare. La Morgese, no, lei non va bene. Cosa intendi Stefania? Cioè che non vuole la Morgese? Boccia quindi questo tentativo di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna di andare a pescarsi i vaccini da soli, queste regioni. I vaccini invece in Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda la prenotazione degli over 80, è arrivata a 24.000 nella giornata di ieri, numeri pazzeschi. Sulla scuola c'è un'impennata di casi in Veneto e guarda caso, a proposito, è negli ultimi 10 giorni. Va bene, sono pochi, però è un segnale, bisogna stare attenti. Si spera che ci siano altre 2 settimane di calo, lo hanno detto ieri molto bene nella conferenza stampa di Luca Zaia. E ora veniamo ai numeri delle terapie intensive. 25 nuovi casi in 10 giorni dalla riapertura, quindi scuole superiori. Da ieri ci sono poi le nuove regole, quindi nel momento in cui c'è un positivo la classe fa tutta il tampone, non va in quarantena come era fino ad adesso con un vero macello. Per quanto riguarda le terapie intensive in Veneto, in un anno sono 3.432 le persone che sono state intubate, il 39% di quelli che erano in terapia intensiva è morto, 1 su 10 di questi aveva meno di 60 anni, 1.346 le persone che hanno perso la vita, numeri che ha dato molto bene ieri il dottor Rosi.
Durante la conferenza stampa Ingrid dice non sono vaccini, va bene, pensiamo ancora che siano sperimentazioni, va bene tutto quello che volete, nessuno parla di Covid e immigrazione. Gaetana, abbiamo detto in questi giorni, c'è un articolo sul sito ferdinandoavarino.it ancora dei sindacati di polizia che dicono volete farci il vaccino, siamo in ritardo, adesso volete tagliare risorse alle forze dell'ordine e qui abbiamo la rotta balcanica che tra un po' riesploderà. E quindi questo è un dato che raccontano i sindacati di polizia. Viva la continuità, scrive Gabriele, lavorano di brutto le ditte di traslochi in Parlamento. Per quanti di voi c'è, se volete, oggi raccontato, non mi ricordo sul Corriere mi pare, il rifugio Nuvolau, di fine 800, con un panorama spettacolare, altezza sopra Cortina, panorama mozzafiato, a 2575 metri il CAI cerca un gestore. Si sono proposti da Salerno a Genova, dovunque, in 125, che sono in larga parte disoccupati, uno chef da 30 anni, gente che ha perso il lavoro e va più che altro piuttosto a isolarsi per gestire questo rifugio dove non arriva neanche l'acqua, d'inverno viene chiuso perché è troppo isolato, pur di avere un posto di lavoro. E questa è la condizione nella quale noi stiamo a fare i giochetti della politica, e dopo ancora ormai credo un mese ho perso i conti, non abbiamo un nuovo governo e siamo lì ancora a dibattere con la politica convinta di poter incidere. Walter, questa è una bella domanda, non credo che Speranza sia ancora ministro, però si diceva per la continuità potesse essere una delle ipotesi. Per noi va bene, troppo di sinistra porta dentro tutti, per noi non va bene, immagino la Lamorgese. Allora, Daniela che dice, spero che il signor Speranza non si occupi più di salute, vedete, poi anche qui c'è il botta e risposta. Devo chiudere, Bobby Solo infuriato, oggi racconta l'amica Roberta Polese sul Corriere del Veneto per il furto di diritti che è stato fatto, scoperto soltanto adesso dai suoi avvocati in America, diritti delle sue canzoni per 30 anni. Abita a Badia Polesine, molti non lo sapevano, in provincia di Rovigo, vota in Veneto, il mitico Bobby Solo avrebbe incassato in diritti 450 milioni di euro che ha perso invece per questa furbizia di qualcuno. Ciao a tutti, ci vediamo stasera a Ring su Tele4.